Lorena Venier, dal carcere di Trieste dove è detenuta da giovedì scorso dopo il ritrovamento del cadavere del figlio fatto a pezzi, ha scritto 4 lettere indirizzate ad alcuni parenti e colleghi di lavoro, lettere di scuse che il giudice ha autorizzato a far uscire dal carcere affidando all'avvocato difensore Giovanni Denardo il compito di consegnarli ai destinatari. Sia sul contenuto che sui nomi delle persone a cui la donna ha deciso di scrivere sono coperti dal più stretto riservo. Intanto dai verbali dell'interrogatorio di Lorena Venier emergono di giorno in giorno particolari sempre più agghiaccianti sulle ultime ore di vita di Alessandro Venier, che avrebbe esalato l'ultimo respiro dopo 6 ore di agonia, dalle 17:30 alle 23:30 del 25 luglio. Prima stordito con un intero blister di sonniferi nella limonata, poi l'insulina, che ha rivelato di aver preso sul posto di lavoro 5 anni prima perché intendeva suicidarsi. E infine i lacci delle scarpe strette al collo da Meilin dopo il tentativo andato a vuoto di soffocarlo con un cuscino, mentre lui continuava a resistere e dimenarsi. Sul successivo smembramento del cadavere in 3 pezzi ha detto negli interrogatori che il piano non prevedeva di sezionarlo. L'ho fatto da sola quando abbiamo capito che il corpo non ci stava nel bidone, in cui avrebbe dovuto decomporsi, in attesa di spargere i resti in montagna. A quel punto con un seghetto l'ho fatto in 3 pezzi e Meilin lo ha trasportato nell'autorimessa e coperto di calce. Poi Meilin dopo una settimana crolla, avvisa il 112, arrivano i carabinieri e viene scoperto il bidone con dentro i resti di Alessandro Venier.